Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981. Benvenuti, bentrovati ad un altro appuntamento con Voci dallo Sport, ed è l'appuntamento che oggi ci porta a parlare di basket, per precisione di basket femminile, e lo facciamo andando a scoprire quella che è stata l'annata 2025-2026 per quanto riguarda la squadra coneglianese della BCF o BFC meglio, perché BCF e BFC, basket femminile conegliano. Ne parliamo insieme al suo presidente Marco Giordano. Buona giornata Marco. Buona giornata a tutti e grazie di averci convocati. Grazie a voi, perché insomma avete fatto questo campionato, adesso ce lo racconterai un po'. Noi volevamo sintetizzare e guardare un attimo quello che è successo, perché siete arrivati al secondo posto del campionato, avete guadagnato meritatamente le final event in Friuli. Poi in Friuli vi siete fermati perché avete trovato, bisogna anche dirlo, delle squadre decisamente un gradino magari un po' più forti di voi. Sì, così è stato. Diciamo, se focalizziamo l'attenzione sulla prima squadra, è stato un campionato, un'annata importante, perché siamo sempre stati in cima alla classifica, siamo state sempre combattive in campo, abbiamo portato a casa dei risultati importanti, siamo arrivati seconde nel nostro girone. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci la promozione in Serie A2, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre facoltà per cercare di arrivare al meglio a quell'appuntamento. Poi effettivamente siamo arrivati ad essere collocati nel girone in cui delle 4 squadre del girone, 2 sono andate in Serie A. 2 su 3 promozioni, quindi diciamo così è andata. Ce la siamo anche giocata per alcuni tratti con queste squadre oggettivamente molto forti in campo. Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare comunque, un plauso va alle ragazze, allo staff, a tutti, per quello che comunque è stato il risultato, diciamo che è stato storico nella pallacanestro femminile conegliano, perché mai si era raggiunto la possibilità di giocarsi, insomma, la promozione in Serie A. Quindi molto contenti per quello che è stato fatto nella stagione, però diciamo il focus non è solo la prima squadra, c'è anche il settore giovanile che sta progredendo negli anni, stiamo facendo un buon lavoro da un punto di vista tecnico. C'è un progetto che cerca di collegare un po' tutto il percorso delle atlete. Quest'anno abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti, perché con l'Under 13 siamo arrivati alle Final Four regionali, con l'Under 15 alle Final Four regionali, l'Under 17 ha fatto il passaggio di fase. Sì, l'Under 19 diciamo, è stata un po' più deficitaria, ma comunque diciamo, sono sempre state ragazze impegnate, siamo contenti anche di questo. Ma contenti decisamente anche per quanto riguardava, e lo dicevi tu stesso, per quanto riguardava la stessa cittadina di Conegliano, che negli anni 60-70, devo fare i conti con la mia gioventù, quando ancora bazzicavo alla palestra della scuola Mediagrava per vedere il femminile lì dove si giocava, lì si erano raggiunti degli ottimi livelli, buoni livelli, poi il tutto era sparito nonostante l'AX, mi pare, no? La vecchia presidente, non me ne voglia tra i vecchi, insomma l'esperta presidente l'AX, aveva riportato il basket femminile. Poi siete arrivati voi, e quello che mi piace della vostra società è che quantomeno non potranno dirvi che di basket non ci capite nulla. E lo sai perché, insomma, perché siete ex giocatori. Sì, diciamo che forse questo... Ora papà, ora genitori. Certo, diciamo che forse questo è un po' il nostro valore aggiunto da questo punto di vista, perché oltre ad essere tutti ex giocatori, siamo anche, come dire, amici, quindi condividiamo le stesse passioni, sappiamo
cosa si prova quando si è in campo, che sia delle giocatrici, da giocatori noi e per le giocatrici di adesso, e cerchiamo di mettere nella miglior condizione possibile le giocatrici perché possano esprimersi al meglio, insomma. Poi è chiaro che lavoro ce n'è sempre tantissimo da fare per arrivare all'ottimo, però quello che è nelle nostre facoltà cerchiamo di metterlo a terra perché è una cosa che sentiamo dentro, perché li abbiamo passati prima sulle nostre spalle. Quelle che stiamo vedendo alle nostre spalle proprio sui monitor sono delle immagini relative appunto all'ultima partita di campionato, mi pare, no? Quella che avete vinto, chiuso con San Martino di Lupari. Festa grande, quindi raccolta insomma la seconda piazza che vi permetteva di arrivare a queste final event. Poi come dicevamo in privato, insomma, questa situazione non diciamo che è un po' scappata di mano, però adesso c'è una situazione che vi porterà, posso dire di nuovo, a ricostruire, perché bene o male dovrete ricostruire abbastanza, no? Sì, diciamo che come sempre succede, o meglio, come purtroppo spesso succede, ma ci piacerebbe che non dovesse esatto, succedere, ci sono stati, diciamo, degli intoppi. Adesso stiamo cercando di sistemare un po' la situazione, cercando appunto di comunque avere una linea guida che è quella di creare identità e diciamo attaccamento anche un po' della città, del pubblico alla squadra. Inevitabilmente a seguito di quegli intoppi ci saranno delle variazioni, insomma, che dovrebbero consentirci di ripartire. Quindi Marco, possiamo dirlo, insomma, cioè Angelo Minincleri non sarà più il tecnico della squadra e quindi dovrete ripartire con un tecnico nuovo. Non ti chiedo chi sarà il tecnico nuovo perché giustamente avete ancora dei consigli da fare, visionare ancora alcune pedine, idem per quanto riguarda le ragazze. Certo. Diciamo, intanto ne approfitto per ringraziare Angelo e tutto lo staff per il lavoro che è stato fatto. È stato un bel lavoro fatto. Sì, cioè, i risultati parlano, quindi assolutamente da un punto di vista sia personale che della società non possiamo che ringraziare per il lavoro che è stato fatto. Come dicevo prima, adesso è un momento un po' di ricostruzione, abbiamo dei contatti per cambiare la guida tecnica. Ci sono delle scelte di vita di alcune giocatrici, delle occasioni che inevitabilmente per primi, diciamo, dovete raccoglierle e quindi alcune uscite ci saranno sicuramente. Ovviamente noi ci stiamo muovendo per cercare di rimpiazzare. L'idea è quella di comunque mantenere un po' il gruppo in modo che ci sia continuità anche con il lavoro fatto fino ad oggi. Chiaramente come accennavi ci saranno state anche delle richieste per delle vostre ragazze perché hanno segnato effettivamente il campionato, delle ottime realtà viste in campo. Sì, assolutamente sì, diciamo se non per tutte, per quasi tutte, qualche sirena ha cominciato a cantare, a suonare. Adesso speriamo di riuscire a essere attrattivi anche noi in modo che le ragazze poi confermino la loro presenza a Conegliano. Il nostro obiettivo è quello, cercare di mantenere stretto il rapporto con tutte le ragazze, poi cioè, la vita va avanti per inevitabile. Tutti, sì, quindi ognuno farà le proprie scelte. Insomma. Marco, però possiamo anche dire che, come sottolineavamo in apertura, a livello societario non c'è assolutamente nessun problema, quindi tranquillizziamo tutti, anche perché, come dicevamo prima, è una società creata da amici e da gente che insomma di basket ne ha macinato e ne ha mangiato parecchio, quindi da qui si ricostruisce, ma con la certezza che sarà ricostruita un'ottima squadra, un ottimo tassello per cercare quantomeno di rimanere in Serie B, come dicevamo fuori certo. onda, no? Sì, assolutamente. Allora, come abbiamo detto, la società è solida, si è compattata, tra l'altro la settimana scorsa è stato rinnovato anche il consiglio direttivo in blocco. Quindi sei rimasto presidente? Sì. Ma sono qua per questo. Ancora ti toccherà per 4 anni. 4 anni, beh, mandato. Insomma, poi... Sono altri 4 anni, diciamo il progetto che il direttivo
si è dato è con un arco temporale di 4 anni, ci siamo prefissati alcuni obiettivi sia per quanto riguarda il settore giovanile sia per quanto riguarda la prima squadra. Ci siamo già messi in moto per cercare di costruire in quel senso, però sì, ripeto, la società è solida, è rodata e quindi da quel punto di vista assolutamente non ci sono problemi. È chiaro che poi nel percorso che viene fatto bisogna accettare gli intoppi e cercare di reagire, di mettere tutto nel verso giusto. L'obiettivo ovviamente è quello di fare una squadra che sia competitiva per la Serie B, di lavorare per cercare di far crescere il più possibile da un punto di vista tecnico, fisico, mentale le ragazze del settore giovanile, cominciare a far entrare, a far orbitare qualche ragazza del settore giovanile in più rispetto a quelle che già ci sono nella prima squadra, anche per garantire una sorta di ricambio generazionale, ma insomma comunque per dare anche un premio a chi si è impegnato sotto e vedere se ci sono poi le capacità per poter esplodere, per andare avanti. Esatto. Sì. Quindi insomma le idee ci sono chiare a tutta la società e adesso bisogna metterle a terra. Per ritornare alle Final Event, nell'ultima intervista, non avrei mai pensato che fosse stata l'ultima intervista che facevo ad Angelo Minincleri, mi disse una bella frase, perché nonostante la sconfitta nella prima gara che abbiamo seguito, dice vabbè, la partita è andata come avete visto, però nella presentazione dell'altro giorno hanno detto che c'erano tantissime squadre, noi facciamo parte delle 16 squadre che hanno partecipato a questo, quindi non possiamo che essere orgogliosi con la società e orgogliosi con queste ragazze. Questa è stata una bellissima frase, perché assolutamente sì, perché corrisponde verità. Alla verità. Noi siamo orgogliosi prima di tutto come società per quello che ha rappresentato la partecipazione, perché è stata diciamo, la conclusione di un lavoro durato più anni, perché se pensiamo solo 4 anni fa noi eravamo in Serie C, facevamo i playoff di Serie C, adesso abbiamo pensato a fare la promozione in Serie A, quindi insomma oggettivamente credo che sia stato un bel percorso e di questo siamo orgogliosi. Minincleri era il secondo anno questo? Secondo sì. anno. Sì. Poi dico, anche penso per le ragazze, per lo staff stesso, aver avuto la possibilità di competere a quel livello penso che sia una cosa che ti porti nel bagaglio delle tue esperienze con piacere, insomma, perché credo che sia un bel risultato per tutti, non solo per la società. Allora, bel successo per tutti, bel risultato per tutti e lo avete confermato settimana per settimana, sabato sera per sabato sera, perché a differenza di altri posti dove la gente latitava, da voi c'è sempre stato il pienone, perché insomma diciamo poi avete anche avuto quello charme di dire vabbè è festa, è una festa, perché vedevo tantissime persone, insomma lo spritz prima di iniziare la partita, sono cose belle che uniscono. Sì, allora questo è un altro motivo di orgoglio da parte della società, perché vuol dire che il nostro entourage comunque è affezionato e si trova bene nell'ambiente che abbiamo creato. Siamo molto contenti del fatto che ci sia seguito da parte del nostro settore giovanile e dei genitori del settore giovanile, perché vuol dire che credono anche loro in quello che stiamo facendo, credono che sia un ambiente positivo per la crescita delle loro figlie. E poi dico, l'obiettivo è quello di cercare anche di creare un ambiente vorrei dire di felicità, di serenità, al di là poi dei risultati sportivi, perché per carità quest'anno è andata benissimo, non è detto che vada sempre così bene, ce lo auguriamo, magari anche meglio, però quello che conta è, al di là del risultato sportivo, che le persone che fanno parte del mondo del BFC
siano contenti di fare parte del mondo BFC, insomma. E penso proprio di sì, perché abbiamo visto, io sono un fanatico delle famiglie che vanno a seguire lo sport proprio in famiglia e in effetti sia il volley sia il basket lo stanno dimostrando e quest'anno l'avete dimostrato e negli anni passati anche sicuramente voi. Tra l'altro Marco, c'è anche questa questione del parquet, è stato rinnovato, quindi vi hanno riconfermato in pratica l'utilizzo dell'impianto, no? Allora, la conferma non c'è ancora, però il parquet è in via di okay. sostituzione. Okay. Ad oggi la palestra è priva del parquet, nel senso quindi che non ci andate perché non potete giocare. è impossibile, infatti le ragazze non si stanno più allenando alla palestra di Via Antoniazzi, ma si stanno allenando alla palestra Grava, tutto torna. Tutto torna, sì. Sì, si stanno allenando di là, perché quella di Via Antoniazzi è inagibile. Quindi un ringraziamento va anche all'amministrazione comunale perché è stato un investimento di rilievo da un punto di vista economico, però oggettivamente necessario perché il parquet ormai era ridotto ai minimi termini, aveva preso acqua in occasioni passate e era mal ridotto, quindi era necessario farlo. Dovremmo starci dentro con i tempi perfettamente per riprendere la nuova stagione con il parquet nuovo, quindi motivo in più insomma per venire in palestra e vedere quello che state facendo. Sì. Molto bene, molto bene. Siamo quasi in chiusura, Marco, quindi noi ci apprestiamo a seguire una nuova annata della BFC, no? Basket femminile conegliano. Basket femminile conegliano, facile anche da ricordare, BFC. E quindi saremo vicini a voi ancora, quindi avremo la possibilità di seguire le vicissitudini. Io ti auguro buon lavoro, anche se magari avresti voluto non farlo questo lavoro per risistemare la squadra, però insomma a un presidente tocca anche questo, no? Sì, in realtà diciamo non sono io che faccio la squadra, sportivo. c'è il direttore sportivo e diciamo la società ha confermato la fiducia al direttore sportivo perché comunque Stefano Arvedi, perché oggettivamente in questi anni in cui lui ha collaborato strettamente con la società ha portato dei risultati. Chiaro. E quindi era impossibile non pensare a una conferma. Anzi, diciamo, è uno degli amici di cui si parlava prima, quindi siamo contenti di poter continuare ancora il percorso insieme. Buon lavoro, glielo auguro io a lui, ecco, sì. Faccio da rimando per... Sì, bene, è un'estate insomma che dovrete un po' sudarvela per sistemare le cose, però noi vi auguriamo il classico in bocca al lupo, Marco, e quindi non mancherà la voglia di ritornare appunto con le nostre telecamere al palazzetto per seguire e darvi appunto resoconto della prossima stagione appunto della BFC Conegliano. Marco Giordano, Presidente, grazie per essere stato qui con noi e per aver fatto un po' di chiarezza a quello che magari si mormora in giro e che magari molte volte è anche errato. Grazie a voi e arrivederci. Bene, abbiamo concluso il nostro appuntamento con Voci dallo Sport, abbiamo parlato di basket femminile, chissà di cosa parleremo la prossima settimana. A voi. Voci dallo Sport, in collaborazione con Oweld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981.